Giorgio Orsoni, che è candidato del centro-sinistra, è stato presentato in varie occasioni, quindi nomini lungo, avvocato senza destra, che però è riuscito a mettere in piedi una coalizione larga. Anche per questo Venezia si presenta come un test di interesse nazionale, una coalizione che comprende, oltre al Partito Democratico, l'UDC e le forze di sinistra fino alle fondazioni. Ecco, io la prima domanda la vorrei fare ad Orsoni per capire come ha fatto a mettere insieme questa coalizione così ampia e come pensa di tenerla in piedi. La domanda che mi fanno i colleghi Cani è una domanda di rito, che forse sono fatti tutti, tanti. È una proposta nuova che facciamo ai nostri elettori. Io mi sono fortemente impegnato nel mettere insieme questa coalizione così ampia e credo di essere riuscito a farla perché ho puntato sulla concretezza, sul programma. Ho individuato un programma che fosse accettabile e accettato da tutti, un programma che disegna una realtà nuova per la città, una città più moderna, più vitale, e su questo sono stati tutti d'accordo, uniti anche da una forte unità di ideali ispirati alla solidarietà, all'accoglienza, al rispetto delle regole democratiche, della trasparenza amministrativa, tutte cose che invece nell'ampio schieramento è più difficile trovare. In più occasioni in questi giorni Orsoni ha detto che ovviamente la sua candidatura nel solco del centro-sinistra, ma che sarà caratterizzata da forti elementi di rinnovamento delle persone e anche in programmi. Puoi dire 2 o 3 elementi principali delle priorità del tuo programma? Le priorità del programma, come ho anticipato prima, partono tutte da questa concretezza nell'affrontare le cose, ma soprattutto dall'idea di rinnovare la politica veneziana coinvolgendo i giovani. Soprattutto io credo di poter garantire un forte passaggio generazionale. Credo sia arrivato il momento che la politica che ha fatto bene, i partiti che hanno anche fatto delle cose buone, lasciano il passo ad una nuova generazione di politici. Questo lo posso garantire io che sono al di fuori dei partiti e quindi non ho condizionamenti di nessun tipo e posso portare avanti un discorso molto chiaro. Che cosa fare poi? C'è molto da fare per portare la città a quel livello di città metropolitana che tutti noi vorremmo, dalla mobilità all'occupazione. L'occupazione è uno dei punti centrali. Dobbiamo lavorare molto per la riconversione di Porto Marghera, per assicurare i livelli occupazionali che ci sono e anzi incrementarli. E anche il rinnovamento dell'occupazione, del lavoro, dell'economia nella città d'acqua, nella città antica, dove si è troppo soffocati dalla monocultura del turismo. Una nuova economia, un'economia fondata su un artigianato legato al mare, alla nautica, a nuove attività di materiali. Abbiamo una politica che è già stata avviata sugli incubatori e questi dobbiamo portarli avanti. Mi fa piacere avere questa occasione di esprimere il mio sostegno al candidato che noi speriamo governerà questa città. Questa città è una città importante ed è, al di là delle coalizioni, è importante per ciò che rappresenta il nostro paese, è importante
dell'immagine internazionale dell'Italia, e io credo che è importante che continui ad essere un punto di riferimento. Lasciamo stare poi i partiti, diciamo, di quella parte del paese che si riconosce nei valori, come ha detto nella solidarietà. Però io penso che tutto sommato queste elezioni rappresentino un passo in avanti nella direzione di una maggiore collaborazione. Io credo che costruire una prospettiva dove comporta una collaborazione democratica ampia che va al di là dei confini del centro-sinistra. Il centro-sinistra, in particolare il PD, come si stanno muovendo per cercare, come dire, di dare un'idea invece contraria di quello che stiamo vedendo da parte del centro-destra? Io penso che questo è stato uno dei temi al centro del nostro congresso, e il congresso ha dato una risposta. Il congresso ha detto sì, vogliamo costruire una. Ci dica 3 cose che farà appena eletto. Io credo che ci si debba subito mettere al lavoro per recuperare il piano di assetto del territorio, che è stato già predisposto, quindi è stato adottato e che invece è uno strumento importante, perché sappiamo che il piano di assetto del territorio è uno strumento non solo urbanistico ma anche uno strumento di sviluppo economico della città. Quindi uno strumento di sviluppo economico è necessario anche per dare un indirizzo a tutti gli altri temi importanti: la mobilità, l'occupazione, il recupero della residenzialità a Venezia e la ricostruzione urbanistica di Mestre. Questi sono i temi più grossi. L'ambito di un piano di assetto del territorio vanno imparati anche altre cose, quali il quadrante di Tessera, la sovranare e tutto il recupero di Porto. Quindi io credo che questo sia l'impegno primo, perché con questo si dà un'idea di che cosa vogliamo fare di questa città, e proprio per questo, perché l'aspetto centrale più importante dovrà essere affrontato con grande determinazione. Ringrazio ancora il Presidente D'Alema per essere stato qui con noi e per questo appoggio che dà anche a tutto questo, e speriamo di rivederlo presto. La cosa più grande